l'obiettivo è quello di offrire agli studenti possibilità, esperienze e attività importanti nel loro percorso di formazione. Questo è unito anche a un lavoro come quello di essere ambasciatori di Genova e della Liguria nel mondo, che non è proprio da sottovalutare, è anche una bella esperienza anche come responsabilità e non solamente come sviluppo di competenze personali a livello esecutivo, a livello generale. Per degli studenti è bellissimo e importante. Il liceo musicale offre una preparazione a 360 gradi per quello che riguarda il mondo della musica, perché non c'è un linguaggio unico, quindi anche il patrimonio, diciamo, storico, culturale va valorizzato. Sono molto interessati e sono anche molto catturati da questo aspetto qui, quindi molto spesso forse c'è una rappresentazione mentale un po' limitata, dice vabbè, ma tutto quello che è vecchio e antico nella compressione spazio-temporale delle nuove generazioni ha scarsa importanza, e non è così invece. Abbiamo deciso, con la collaborazione appunto di Città Metropolitana, che ha reso possibile in gran parte questa tournée, abbiamo deciso di portare l'eccellenza musicale genovese e ligure, con piccole derive anche nel repertorio italiano del nostro territorio. Infatti partiremo da brani del Seicento genovesi di Simone Molinaro, per arrivare, passando ovviamente dalla tradizione in dialetto e anche dal cantautorato genovese, come per esempio De André, fino a un omaggio al paese che ci ospiterà, cioè l'America, con alcune partiture di musical come Andrew Lloyd Webber e Leonard Bernstein. Questa esperienza che abbiamo già provato l'anno scorso con l'ensemble del Liceo Musicale Pertini, quest'anno lo ripetiamo partendo da San Francisco, andando a New York, e poi c'è anche la previsione a novembre di andare in Cile. Diciamo che l'Associazione dei Liguri ha un grosso obiettivo. Noi puntiamo molto alla valorizzazione dei borghi, al ripopolamento dei borghi. Non devono essere abbandonati perché rimangono solo i vecchi, le case vuote. Ma questo come si può fare a raggiungere? Si fa tecnologicamente portandoli al livello di quelle che sono le città. Fornire internet, fornire i sistemi di comunicazione, riaprire la posta, per esempio gli uffici postali, gli ambulatori, eccetera, eccetera, in modo che la gente si senta protetta. Ecco, abbiamo la possibilità in qualche modo di rivitalizzare i nostri borghi, che altrimenti rimangono queste bellezze, questi monumenti, queste storie antiche, bellissime, che però poi non producono, e noi dobbiamo che producano. E allora vi faccio un regalo, vi faccio vedere e sentire una che penso di figure da scuola musicale Pertini. Ma se